Ecco, la situazione meteorologica continua la fase instabile sull'Europa centro-meridionale con nuovi impulsi atlantici in transito. Sulla Liguria regime variabile a tratti instabile, ma anche lunghi periodi soleggiati tra una perturbazione e l'altra, soprattutto con clima molto più mite del normale. Nel pomeriggio cieli poco nuvolosi al più velati su tutta la regione, tempo soleggiato, venti dai quadranti meridionali con rinforzi sull'Imperiese e al largo, mare molto mosso sul Savonese, agitato altrove, a tratti molto agitato al largo. Temperature stazionarie, le massime possono spingersi fino a 17 gradi sulle due riviere. Per domani, venerdì 13 febbraio, i tecnici della Limet prevedono al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, con rapido incremento della nuvolosità, poi nel corso del pomeriggio, prima dell'arrivo di nuove precipitazioni attese in serata. Tornerà anche la neve sulle Alpi Liguri e sulle vette avetane oltre i 1200 metri. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali con mare agitato a levante nel corso della notte, rapida scaduta del moto ondoso in mattinata fino a mare molto mosso. Temperature in lieve calo nei valori minimi, massime stazionarie.